Oggi parliamo dell'arte della perla di vetro, infatti sto lavorando con delle conterie. Le conterie sono le più piccole tra le perle veneziane, che sono state fatte per secoli e sono state usate in tutti i possibili modi e in tutti i continenti del mondo. La conteria è proprio la più piccolina delle perle e viene fatta con il sistema della canna tirata. Viene soffiato il vetro e poi viene fatto tirare da dei maestri vetrai che ottengono una cannuccia forata che poi tagliata a pezzettini viene arrotondata e forma queste meravigliose perle che possono essere usate per ricami, frange, collane oppure per fare qualcosa in tridimensionale come i fiori di perline. Questi meravigliosi fiori sono fatti con delle perline di vetro e i maestri muranesi hanno inventato talmente tanti colori di vetro che le perline poi sono state fatte in tutte le nuance della natura e quindi possono quasi sfidare i fiori veri. Io adesso sto facendo dei piccoli corallini, per cui sto infilando le perline in un filo di acciaio e poi un po' alla volta viene avvolto questo filo d'acciaio con della viscosa rossa che fa da base per le perline che, scivolando sul pezzo preparato e avvolgendosi, vanno a formare dei piccoli pezzettini che poi, riuniti tutti insieme, formeranno dei piccoli coralli che non hanno nulla da invidiare a quelli della natura.